impara a fare laterali leggermente interrotati. So che non sarebbe il massimo per le spalle perché devi farle così, ma a me non frega un cazzo, non vogliamo risultati, vai. La spalla migliorerà moltissimo con questa tecnica. Dai, andiamo su, vai, via! Uno, bravo, uno. Stai fermo! Giù il culo! Negativa, super negativa, adesso alla fine super negativa. Tienila adesso, tienila che è facile, dai! Vai, su! Devi spingere! Lori, devi spingere! Io non riuscirei più a esprimere No, nessun tipo di sforzo, finta. ragazzi. Ancora qui assieme, ancora qui assieme. Resta connesso, tieniti forte, vamos, lo 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 mantieni. Shui a break time. Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Signori e signori, siamo alla mecca del bodybuilding italiano con il suo proprietario Davide Gariboldi. Ciao, nonno, come stai, fratello? Abbiamo appena finito la chiacchierata muscolosa. Io ho capito un po' il suo concetto di bodybuilding, il suo concetto di allenamento. Adesso lo mettiamo in pratica. Facciamo il nostro mio allenamento, si chiama Digidemon Training, è un derivato del BFT che è stato a Las Vegas a imparare da colui che l'ha ideato, Trevor Smith, purtroppo ci ha lasciato molti anni fa ormai, però è uno degli allenamenti più intensi che conosca. Quindi ragazzi, mi metto seriamente alla prova oggi. Vediamo un po' di che passa sono fatto. Io sono carico, facciamo spalle. Quindi è Vai. applicabile alle spalle? Yes, è una delle cose migliori per allenarlo. Andiamo. Allora, facciamo una preattivazione. Prendiamo un elastico. Prima facciamo un po' di rotatori, giusto per scaldare leggermente. Molto lento deve essere fatto. Iniziamo con il riscaldamento delle cuffie rotatori per far sì che diciamo, la spalla sia più stabile. Perché come sappiamo tutti la spalla è fatta dai rotatori. I rotatori sono quelli che tengono l'ombro centrato sulla scapola. Quindi dobbiamo mettere in tensione, scaldarli in tal modo che la spalla rimane ben stabilizzata. Con gli rotatori faremo seddamenti. L'importante in questi esercizi è farli abbastanza lentamente, perché sennò vengono bypassati. Ok. Ok. L'altra parte. Questa si chiama preattivazione, vai. Spingi. Spingi. Ok. Facciamolo ancora. Con la testa devi localizzare la spalla, devi localizzare il deltoide, ok? Ok? Vai. Localizza il deltoide. Vai. 3, 4, 9. Interrotto un po' leggermente. So che non è ortodosso, però a te ti serve perché manca una fascia qua, ti manca. Impara a fare laterali leggermente interrotati. So che non sarebbe il massimo per le spalle perché devi farle così, ma a me non frega un cazzo, non vogliamo risultati, vai. Quindi mi ha appena consigliato di andare a interruotare l'omero Sì. durante le alzate. Non è canonico. No, perché il vero movimento sarebbe questo qua, la spalla fa questo movimento qua. Tu quello che viene fatto così crea un impingement del Dell'acromion. sull'acromion, sì. Nel tuo caso, a lui mancano delle fibre in questa zona qua, sono poco sviluppate in questa zona qui. Quindi per targetizzare la zona in questo senso dobbiamo lavorare così. Se facciamo questo lavoro qui, continuiamo a lavorare l'anteriore che è drammaticamente predominante nel tuo caso, capisci? Ok, questo è quello che voglio vedere in questa spalla qui. La spalla migliorerà moltissimo con questa tecnica. Vai così. Andiamo. La maglietta è quella giusta, Jordan Peter. Andiamo.
Forza. Ok, adesso iniziamo a frontale. 1, 2, non staccarti troppo. 3, basta, 90 gradi. 1, anche qua, quello che ti consiglio per la tua spalla è farlo così, sì, alla media. Gomiti qua. Ok, let's go. Il VFT Demon Training parte con un esercizio di isolamento dove andremo a distruggere il muscolo. La macchina ideale per le spalle è questa. Questa fatta a un braccio, in modo che lui si concentra esattamente. Lavoreremo con 8 forzate, useremo 2 principi delle forzate. Uno si chiama EFR, Extreme Forced Rep. Com'è un Extreme Forced Rep? È una forzata dove la velocità di esecuzione deve stare al di sopra dei 10 secondi per chiuderla. In 10, Ok. in 10. Tu spingi, ma è talmente pesante che io ti farò andare con un tempo di 10 secondi di Un chiusura. TUT estremo. EFR, esatto. Se no, se invece normale ti tiro su in 3-4 secondi, ok? La seconda tecnica è la ZMR, Zero Momentum Reps. Quindi tu spingi, io lascio, tu sollevi. Si chiama Zero Momentum Reps, perché non creare zero momento, zero slancio, ok? Petto appoggiato. Perfetto. Piano, fermo, riparti. Esplosivo, fermo. Esplosivo. Esplosivo. Zero momentum. Ti fermi. No, non voglio questo. Ti fermi, parti. Piano. Ti fermi, parti. No, devi proprio fermarti. Fermi, 1, 2, su. Fermo, 1, 2, su. Ok, questa è la cadenza che devi avere. Interessante, quindi esplosività dopo un'eccentrica controllata. Esatto, eccentrica controllata, fermo e poi riparti esplosivo. È lì il Ok. segreto. Così il muscolo cresce in maniera esponenziale. Guarda Dorian, per esempio, no? E anche Jordan, quelli che sono molto forti, molto muscolosi, molto duri. Esplosività. Non puoi attivare le fibre veloci se muovi lentamente. ok? Certo, quindi tu sei... La velocità rallenta solo quando siamo vicino al cedimento, dove logicamente non hai più forza per muoverlo e lo muoverai lentamente. È l'unico caso in cui la velocità lenta fa crescere il Altrimenti muscolo. la concentrica la tieni sempre esplosiva. Sempre esplosiva. Beh, e sempre. l'eccentrica invece è controllata. E siete controllate che dove crei l'IGF1, dove crei il massimo di fibra, capisci? Ok. E poi sempre full ROM. Qui in questo caso non possiamo andare dietro, Certo. se avessimo un cavo andremo dietro per cercare più tensione meccanica possibile, ok? Andremo con un peso dove cederemo tra 8 e 12 ripetizioni. Avete visto ragazzi come interessante ci sia comunque uno studio dietro. Questa è una tecnica dove tu sicuramente, Davide, ci hai messo del tuo, non l'hai Certo, presa no. identica. No, io sono andato a Las Vegas nel 2001 e parlavo da Taylor Smith, però io poi ho tutto customizzato sulla mia esperienza, su quello che ho imparato da John Meadows, quello che ho imparato da George Farah, quello che ho imparato da Annie Rainbow. Interessante. Collezionare più metodologie possibili per applicare quello che poi si impara. Quello che io cui E credo quello che e cui cui credi. che ho provato su di me e so che funziona perché dopo 37 anni di esperienza in questo ambiente qua dove ho sputato sangue qua dentro, ti posso dire qualsiasi cosa che funziona o non funziona. Questo ragazzi è il tesoro, no, che ti permette poi di saper insegnare l'esperienza. Certo, l'esperienza che non si può comprare. Dai, andiamo su, vai, via! 1, bravo, 1. Fermati, riparti, 2, bravo, tieni sempre tensione. Vai, 3, bravo Lollo, così, stai concentrato. 4, stai fermo. 5, bravissimo. Fermati, riparti. 6, bravo. Spingi. 7, bravissimo ancora Lollo. Non mollare, ci sei, è ancora tua. 8, buona anche questa, è stata buona, vai. Vai Lollo. 9, insane, andiamo, adesso mette insane, vai. Stai dritto, non saltarti, parti fuori, stai dritto. Adesso partiamo insieme, via. 1. Continua. Ok, negativa. Parti. 2. Negativa. Vai. 3. Negativa. 4. Negativa, stai zitto col busto. Su. 5. Ok, go. Negativa, negativa, negativa. 6, dai. Negativa. Su. 7. Adesso andiamo in FR. Adesso facciamo l'FR, vai, in FR, via. Vai in FR, chiusa. Adesso scendi in 10, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1700, 1800, 1900, 1010. Parti, due colpi da solo, uno, un'altra, due, un'altra che ci sta ancora, vai! Partiamo, via, uno. Tieni negativa, bravissimo, bravissimo. Tengo un po' più fuori, dritto. Vai! Bravo! Dai Lollo, andiamo, insane! Push baby! Andiamo Lollo, vai, insane! Ancora negativa tua. Fermo, zero momentum, spara! Giù! Negativa, zero momentum, fammi! All the way, all day! Ancora due! Un FR, adesso devi spingere in FR, bravo Lori! Bravo, adattamenti in serie, forza! Spingi il gomito! Negativa! E l'ultima, vai! FR, vai! Stai fermo! Sul culo! Negativa! 17, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Ok. Ultima sezione. Vai Lolo, uno, bravo. Muovilo così, spara. Due, vai. Bravo, buona anche questa. Tre Lollo, vai. Spara. Quattro, di più. Ce ne sta un'altra. È tua anche questa, bravissimo cazzo, vai. C'è l'animale, forza. Insieme. Uno, negativa. Zero momentum, parti. Due. Con il gomito attaccato. Col gomito. Vai. Tre, negativa. Fermo, zero momentum, vai. Quattro, negativa. 5. Adesso è FR, andiamo in FR adesso, vai. FR, vai. 1, 2, 3, spingi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, negativa. Ancora, via. Uno, solo, dai, sei zitto col busto. Let's fucking do it, vai! Tu è l'ultima Lollo, vai! È tua, stai fermo con la spalla, dai! Andiamo Lollo, vai, andiamo! Negativa, è finita! Blocchiamolo per 10 secondi qua, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, chiusa. Com'è? Hai provato un allenamento così duro per le spalle? Giuralo! Lo giuro. La prima serie, ragazzi. Io sto tenendo in mano, ragazzi, l'acqua con la sinistra e la destra è atrofizzata. Il pump è mostruoso già. Sì, basta una serie sola, Bastata. Come 30 serie da 30. Madonna, è veramente bastata un set. Adesso faremo l'altro braccio, poi ci sposteremo. L'altra macchina, sì. Si fa da 1 a 2 serie. E di natural faccio fare una serie, perché 2 non recupererebbero mai più da questo allenamento. Quindi loro fanno una serie in questa maniera qua, fatta da me in questa maniera qua, perché se uno prende il pelo alla macchina e glielo tira su così, non è la stessa cosa. No, è vero, lui mi teneva una tensione giusta. Conoscere l'allenamento e sapere cosa bisogna fare. Per quello che bisogna andare a scuola per fare questo allenamento qua. Non può farlo uno, lo faccio io, no, non funziona così. E tu ci credi tanto anche nello spronare, ho visto, proprio mentalmente. Mentalmente, io sono un mental coach fortissimo. Io con i miei atleti, quando sono all'ultimo giorno della gara, che sono morti, li faccio lievitare. Loro vengono qua perché lievitano, cioè li imbizzariscono. Dici, dai, ma ho preso qualcosa, mi sento euforico, ma in realtà non ho preso niente, perché credo molto nell'allenamento. Poi la mia che l'ho costruito io. Questa palestra qua l'ho costruita per me, per allenarmi. Quindi la tua immagine è somigliante. Super hardcore, dal pavimento, dove puoi cadere da 90 kg, non ti rompe il cazzo nessuno, dove puoi tirare i pesi grossi. Questa è una palestra per allenarsi, l'ho creata per me e sarà sempre così. Grande. Dopo di questo, quindi, per dirlo ai ragazzi, cosa andremo a fare? Come Andiamo a fare un esercizio di spinta o a multipower o alla Smith Machine. Magari lo facciamo a multipower, perché magari
è un pochino più stabile. Questa qua è una macchina molto difficile e facile da utilizzare, sono tutti molto molto grossi. Uno dice: Davide, ma i doni posteriori ti assicuro che dopo questo allenamento qua, anche se i doni posteriori Hanno lavorato. No, ragazzi, è assurdo. Io sono uno che in sala esprime intensità, ma una serie così lunga e portata al cedimento, tant'è che io non riuscivo neanche più ad esprimere forza alla fine. Questo qua in un leg day è mostruoso perché partiamo con la leg extension, che uno dice: beh, la leg extension, fai così la leg extension, ti porta via tutto. Poi andiamo in uno squat al multipower, un hack squat, fatto con quel sistema qua, sei sicuro che tu non puoi più sapere né dalla casa, né le scale, né la macchina, né niente vuoi sapere. Tu questo l'hai applicato con leg day? Io l'ho utilizzato per me per 2 anni consecutivi. Io sono andato da Trevor Smith che ero 102 kg, ho finito che ero 122 in 2 anni e la percentuale di grasso non era cambiata tanto. E secondo te periodizzandolo è utile anche in un natural questo tipo di Io allenamento? lo utilizzo con il natural, una serie sola, faccio fare 4 settimane on, 2 settimane off, 4 settimane on, 2 settimane off. Quindi in tutto sono 2 serie, Due perché set. 2 esercizi, 2 Due set, serie due set. totali. 2 set. Cioè sì. uno in 20 minuti ha 2 set. finito. 2 serie che è sicuro che se tu fai questo allenamento una volta alla settimana, 2 serie, non c'è paragone con un altro Ragazzi, allenamento. è tosto. Adesso facciamo anche l'altro Facciamo braccio. l'altro braccio, andiamo. Essendo un allenamento bello denso, ragazzi, durerà poco il video, ma avete capito, no? Di cosa stiamo parlando? Quello che dico che non è quanto fate, ma è come fate. Ecco perché non condivido gli allenamenti da 4x10 per 8 esercizi Ad alto volume. a 5 serie per esercizio. È un allenamento che non funziona. Si cresce con l'intensità, non col volume. Negativa. Vai, 3. Negativa, molto buona, Lori. Vai. Ancora. Sono tue. Sei un animale, vai. Ricordi di tenere un pochino di pressione su qua per escludere il trapezzo. Non voglio usare il trapezzo. Il trapezzo deve essere escluso. Forza. Andiamo, Lori, dai. Andiamo, Lollo. Ancora una ce ne sta. Dai che ci sei. Siamo quasi arrivati al punto X. Siamo al punto X quasi, vai. L'ultima, andiamo, adesso andiamo, vai. Vai, Lollo. 1. Negativa. Come on, baby. Bravo, Lollo. Perfetto. Vai, 2. Negativa. Da manuale, Lollo, da manuale. Vai. 3. Vai. Negativa. Bravo, Lollo. Con di pressione su qua per escludere il trapezzo. Forza. Andiamo. Negativa. Bravo. Stai lavorando da Dio. Vai. Su, negativa. Farla positiva per la negativa. Positiva per puntare la negativa. Vai. Via ancora, Lollo, vai. Adesso andiamo nel FR, vai. Extreme Forced Reps. E questo è nel FR. Vai, non mollare. Non devi mai mollare. Negativa. Spara. FR, continua. Negativa. Ok, adesso droppiamo. Bravissimo. Fatta benissimo. Fatta da Dio sta serie, Lollo, da Dio. Me l'hai fatta da Dio, me l'hai fatta, cazzo. Via. 1. Bravo, bravissimo. Vai, spara. 2, bravissimo. Sempre pressione qua, ricordati. Vai, Lollo, andiamo. 3, bravo, negativa. All day. Vai, all day, non mollare. Bravo, bravissimo. Ti fermi, riparti, spingi. Ok, EFR. Continua. Negativa in 10, 9, 8, 7, 6, negativa. Vai, spara! Dai, Lollo, bravo. Negativa in 7, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Vai! FR, vai. Tieni pressione qua, non mollare. Vai. Adesso mi viene ultra negativa. Tieni che ti schiaccio, ultra negativa. Ultra, tieni, adesso spara, tira. Tienila. Vai. FR l'ultima. Bravo, non mollare, giù questo. Negativa, super negativa. Adesso alla fine super negativa. Tienila che è facile, dai.
Ok, bravissimo. Bravo, negativa. Super negativa adesso, molla, tienila. Vai, su. 3, super negativa, tienila, super negativa. Ok, vai, su. Super negativa. Stai avanti. E ferro, andiamo. Vai, finita. Dai che l'ultima, vai. Vai! Chiudila. Contrai, Spingi, togli, vai qua. È di legno. Negativa. Facciamo statica, bloccalo, Carlo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Facciamo parziali da sotto, parziali possibili, via. 1, 2, 3, 4, 5, muovilo, continua a muoverlo. Ok, stop. Ok ragazzi, come avete visto io mi sono appena tirato su dal pavimento, il pump come dicevamo è assurdo, io mi sento le braccia che non riesco neanche a sollevare la bottiglia d'acqua. Ciao ragazzo, tanto piacere Lorenzo, non ci siamo presentati. Ha effettuato questo schema di allenamento, questa metodologia di Davide in un leg day, su gambe. Più volte tra l'altro. Quindi leg extension stavi dicendo più uno squat libero addirittura. Squat libero in FS7 abbiamo fatto 2 sessioni, la prima quando non sei ancora abituato all'FS7 di squat non lo leggo. È impossibile leggerlo l'FS7 di squat libero nelle prime sessioni. Partirà sicuramente con un leg press, quindi con un movimento in cui non hai carico spinale, ti farà fare un dog prep, quindi DC training di Dante Trudel, una sola serie pesante dalle 8 alle 10 ripetizioni, il dog prep, quindi cedimento, recupero di 30 secondi. Arrivi che sei Almeno nel dog prep almeno 5 punti di cedimento sono accosciato. È devastante. Va bene ragazzi, proseguiamo con questo allenamento molto interessante. Però ragazzi pensate, siamo abituati ad effettuare un volume almeno di quelle che sono 10-12 serie, no? Durante una sessione, considerando anche che c'è gente che reputa un volume di 20-25 serie non un volume eccessivo. Qua parliamo di 2 esercizi e visto che si parla di, per esempio, un esercizio da svolgere unilateralmente, si parla di 2 serie, una per braccio, quindi è realmente un volume ridicolo, no? Cioè quasi inimmaginabile. Sta tutto nell'intensità, quindi il famoso rapporto volume-intensità qua viene assolutamente sproporzionato ovviamente in favore dell'intensità. E si sente, è una cosa particolare. Davide mi ha detto che è una cosa da periodizzare, non può essere che altrimenti, perché sono veramente provanti questi allenamenti, devo ancora finirlo, sono a metà, cioè ho fatto un esercizio su 2, a livello di SNC sono abbastanza cotto, pump è pauroso però, quindi sento proprio i muscoli pieni, assolutamente. Vediamo come va il secondo. E ti devo dire, non proprio dritta, ti leggermente flash, io ho 80-90 gradi, 70-80 gradi. Quindi anche se vai a prendere un po' di pettorale. Sì, perché preferisco sapere le spalle, perché quando spingi troppo prima o poi le rovini. Te lo dico perché ho 2 spalle rovinate con 3 operazioni addosso. No, mi fido. Piano, fai piano, ferma, spara! Piano, ferma, spara! Fai sempre fermo, guarda qui. 0 momentum reps, metti giù. Quanto mettiamo? 6-8, andiamo Lori. Bella struttura che hai, cazzo. Non sembra, ma poi quando ti metti in posa sei molto valido. Questo è l'anzianità di allenamento che hai. In 11 anni di allenamento si vedono tutti. Si vedono, dici. Si vedono tutti. Se tu fai un allenamento del genere, per esempio sul deltoide, che lo vorrai più grosso sulla tua struttura, secondo me fai danni, sì. Io pecco tanto di schiena. Schiena sì, ho visto di quello, però già se tu fondamentalmente hai una deltoide importante, perché è proprio bello da vedere, è una buona armonia in generale del corpo. Un set alla morte, ragazzi. Cioè, io che mi tolgo i capellini è raro. Da 6 a 12 ripetizioni a cedimento più 8 forzate, droppiamo il 30-40% del peso, massime ripetizioni, 8 forzate, e poi finiamo con l'ultima serie. E poi mi sdraio, guarda, cioè posso poi... Nella serie c'erano le FR, che sono Extreme Forced Reps, sono ripetizioni forzate, fatte molto lentamente, e poi sono le ultra negative, che sono quelle dove io schiaccio, aumento la pressione sulla negativa, e poi sono le 0 momentum reps, dove ogni ripetizione si ferma e poi riparte. Non può fare questo non può fare, scende, ti ferma e riparte, scende, si ferma e riparte. 2, fai sempre da 0 momento, scendi,
Zero momentum, riparti. Scendi. Zero momentum, riparti. Ci siamo, Lori, dai. Fermo, su. Bravo. Carica, respira. Sala. Siamo Lollo, vai. Vai Lollo, ci siamo. Ancora. Scendi. Fermo, riparti. Ancora. Di subito, non riposare. Fermo. Para. All day, all day. No. Iniziamo il cinema, vai. Tieni piano. Una mano, Davide. Su. No. Vai. Spingi! Una mano, dai, forte. Su! Spingi, la carica, vai. Ancora una. Non cervello, non mi fare. Spingi, su! Dai! Ultima! Negativa. EFR, vai! EFR! Immobile. Devi spingere! Lori, devi spingere! Ok, metti giù adesso. Dobbiamo via 10. Vai, subito! 2, bravo! Tutte le stai facendo bene. Senti quelle cazzo di braccia, Lori. Stendi le braccia, via. Ah, non sei ancora cedimento. Respira. Bravo. Questa è tutta a testa. Forza. Dai, vai, andiamo. Non è cedimento. Vai. Forma, riparti. Su, all day. Eccolo là. All fucking day. All day. That's it. Yep. Vai, su. Fermo col culo. All day. Sono io. Negativa. Fermo col culo, Fermo col non scappare. Non saltare. Bravo. Bravissimo. Yep. Dove fare un FR adesso? FR. Non so io. Zero momentum, FR. Forza. Contro il muro. Bravo, cazzo, bravo. Fuori i coglioni, ora si lavora. Vai. Forza che ci sono. Stendi le braccia, stendi. Giù ancora. Vai. Bravo, qua stai crescendo. Figa, che serie. Dai. Forza. All day. Forza, fuori i coglioni, let's go. Dai, bravo. Up. Così, dai. Let's go. Yep. Push. Push. Ok, droppiamo, vai. Mettiti a posto. Facciamo solo con una, vai. Solo con una, via. Questa è la peggiore, prepariamo. Dai, andiamo. Forza. Andate, vai. Oh, ok. Negativa. Inizia. Inizia. E noi facciamo 8 adesso, via, mortali. Bravissimo, stendi le braccia. Dai, Lollo, vai. Vai, Lollo. Push. Negativa. Ultra negativa. Push. I'll go there. Let's go. Ultra negativa. Zero momento, vai. C'ho io la parte attiva. Ancora, giù. Una negativa. 1, 2, 3, abbiamo finito. Adesso FR, via. FR. Forza! Bravo, cazzo. Ancora una. Vai. Ultima, giù subito. Alla morte, piano. Up. FR. Poi lo mandiamo in statica. Quando quasi in alto mandiamo in statica. In alto, statica, bloccalo. Dai, Lori, dai. Fermati, tienilo, ci sta. Ce la fai. Tienilo. Ok, basta, stop, via. Grande figo,
sono arrivato a cedimento eccentrico alla fine che non riuscivo neanche a tenerlo, a vincere. Poi l'hai la fatta distanza. veramente bene tutto nel suo complesso, le ultra forzate, le Steam Foster Rap, cioè quindi hai fatto un lavoro della È Madonna. fondamentale farlo con 2 spotter con i controcoglioni però, che ti danno il ritmo. 2 esercizi e 20 minuti totali, se non ci perdevamo in chiacchiere, per finire un allenamento di spalle, ed è più efficace delle varie 20 serie che si vedono in giro di È quello che solito, ti però dico sempre. periodizzandolo ovviamente. Sì, questo qua è un allenamento che si fa una volta alla settimana solo per gruppi carenti, per 4-6 settimane per chi è supportato, per chi è impegnato ovviamente 4, 2 off, 6 on e 2 off, 6 on e 2 off, oppure 8 on e 2 off, qualche ragazzo che regge, che spinge con i pesi grossi. Io non riuscirei più ad esprimere No, è nessun finita tipo la di vita, sforzo, finita. ragazzi. Tutte le sere con i ragazzi che magari si preparano più capacità di recupero, vado a 2 set qua, ma questo rimane sempre uno. Non conosco nessuno che possa crescere con 2-2. Inizi di solito dalle spinte o sempre dalle alzate? Sempre dall'alzata, faccio sempre un prestancaggio perché sennò poi diventa difficile utilizzare il deltoide in ultime ripetizioni in questa macchina, perché hai ancora magari il deltoide che tra virgolette è fresco e il tricipite che è più fresco. Però distruggendo il deltoide là, andando poi qua, fino alla fine lui lavora fino alla fine. Io stesso sono andato a imparare dalla persona che l'ha fatto a Las Vegas nel 2001, talmente ero flippato con questo allenamento, e ha fatto la differenza. Quando lo vedo fare magari dagli altri, l'unico che può farlo è Karim. Riesco a immedesimare benissimo in te, so le sensazioni che provi, so i pensieri che stai provando in quel momento, il respiro, la tachicardia, proprio qualsiasi sensazione l'ho già provata. Io avevo il microfono qua mentre mi allenavo, lui era qui, quindi probabilmente avete sentito cosa dicevo, Cioè tutte le Guarda cose che mi che diceva bello che sei, guarda. erano le Dall'inizio sensazioni. della relazione, a parte che sei il doppio, ma poi hai droppato l'acqua e sei molto più tirato, cazzo. Molto bene, molto, molto. Palla al doppio. Facciamo un anno questo allenamento, esplodi. Facciamo vedere la spalla da dietro. Guarda, pompaggio pazzesco, piena come nuovo. Guarda che roba. Hai detto proprio che siamo più tutto perché l'acqua è uscita. Ho droppato l'acqua, ma è talmente intenso che talmente le fibre che lì lo butti fuori effettivamente proprio l'acqua, da uno quando sulla butta fuori, ma in questo allenamento si vede ancora di più perché è questo pompaggio estremo, le fibre si spingono così tanto sulla pelle che è stata assottigliata dall'acqua che hai perso, che si vede il doppio, capisci? Ok ragazzi, che dire? Io ringrazio Davide per avermi insegnato questa tecnica, per avermela fatta provare, perché a parole Davide sono tutti bravi. L'ho detto, te l'avevo detto. È l'allenamento più duro del mondo, non c'è niente da fare. Quando ti dicono con 2 esercizi ti mando KO, uno dice sì, e invece è così. Così, Con la giusta intensità è così. è vero. Davide, Ciao, ciao. avremo altre occasioni. Un piacere. Grazie per essere stati con noi, mettete like ovviamente, porterò altri contenuti con lo stesso Davide, ok? E come dico sempre, alla prossima! So we have great time. Ah, 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 ah. So we have great time. Ah, 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 ah. So we have great time.